Immagina che un edificio a sé stante rispetto al corpo centrale dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania trovano posto l'hospice pediatrico, ovvero la casa del bambino, e l'hospice per adulti intitolato a Giovanni Paolo II. Entriamo e andiamo a conoscerli meglio. Ci troviamo all'interno, siamo nel corridoio principale dell'hospice pediatrico dell'ospedale Garibaldi Nesima. Sono con il direttore, appunto la dottoressa Rosaria Basile. Intanto dobbiamo sgombrare il campo, dottoressa Basile. Spieghiamo a chi si rivolge l'hospice pediatrico, cioè quale genere di bambini, quali generi di patologie sono appunto adatte, sono indicate per il ricovero qui. Sì. Sono tutti quei bambini che sono affetti da patologie croniche inguaribili. Sono loro i nostri bambini che accedono all'hospice pediatrico e quindi alle cure palliative pediatriche. Facciamo degli esempi di quali sono queste patologie. Sono tutte le patologie genetiche, metaboliche, neurologiche, asfissia alla nascita, diabete, fibrosi cistica, giusto per dire delle patologie che sono molto conosciute, certo. Quindi per questo, perché poi potrei nominare tante malattie rare, però ecco, l'idea è questa. Ognuna con una sua specificità, per cui ognuna con un trattamento che voi qui erogate, sì. Che può essere di tipo anche molto diverso. Assolutamente sì, non solo le patologie sono diverse, ma anche l'età dei bambini, perché sono dei bambini che vanno da 2-3 mesi stabilizzati in neonatologia, dalla neonatologia poi vengono in hospice pediatrico fino a 20 anni, 22, 23, non abbiamo un limite, anche perché un bambino che inizia ad essere seguito dall'hospice pediatrico lo sarà per tutta la vita seguito dall'hospice pediatrico. E naturalmente un ruolo importantissimo lo hanno le famiglie, perché soprattutto le famiglie sono seguite da voi, possiamo dire. Assolutamente sì, perché in hospice pediatrico non viene preso in carico solo il bambino con i suoi bisogni, ma anche la famiglia, e quindi anche la famiglia che deve essere abilitata a conoscere e a saper affrontare i bisogni di questo bimbo. Possiamo anche qui fare degli esempi, per esempio? Sì, un bambino ad esempio che ha la PEG, e quindi... Cos'è la PEG? È la PEG, ha ragione. Dobbiamo spiegare a tutti. Certo, la PEG è la gastrostomia, significa la possibilità di nutrirsi attraverso appunto la gastrostomia. E i genitori devono essere in grado di gestire questa PEG, di nutrire il bambino tramite la pompa per PEG, di somministrare la terapia anche attraverso Quindi la si PEG. fa un percorso di ricovero qui, sì. In cui anche la famiglia viene in qualche modo addestrata, cioè impara questa procedura. Addestrata a gestire i bisogni di un bambino speciale. Il bambino speciale poi torna a casa e seguito i dalla genitori saranno in grado di gestire questo bimbo, anche con l'aiuto delle cure palliative pediatriche che iniziano quindi ad essere erogate all'hospice pediatrico, ma devono continuare sul territorio al domicilio del bambino. L'importante, voi siete il punto di riferimento. Noi siamo il centro di riferimento regionale perché siamo l'unico hospice pediatrico della Sicilia. In realtà in tutta Italia ce ne sono solo 8 hospice pediatrici, nonostante la legge preveda un hospice pediatrico per regione, ma purtroppo sono solo 8 e credo che ci siano più di 8 regioni in Italia. Decisamente. Credo. Quantomeno quindi, lo abbiamo in Sicilia, però appunto solo noi in Sicilia siamo fortunati ad averla, però ad avere l'hospice pediatrico, però quindi in realtà vengono da c'è tutta una la carenza. regione. Da tutta la regione, sì. Anche bambini che si trovano fuori regione perché sono andati al Gaslini a fare delle cose e poi è qui che poi trovano e poi dopo sì, dal Gaslini ci contattano per poter avvicinare il bambino. Facciamo un po' di numeri: quanti posti letto, quanti bambini riuscite ad accogliere e quanto personale ha? Sì. Allora, abbiamo 5 posti letto e le stanze dell'hospice pediatrico sono delle mini unità abitative, significa una stanza, delle piccole case, proprio per abituare la famiglia a gestire il bambino
mentre è a casa, ecco, quindi col suo angolo cottura, il suo televisore, le sue cosine, per potersi abituare a questa cosa. Che tipo di personale ha? Immagino anche con una formazione assolutamente specifica. Assolutamente sì, il personale deve essere formato e dedicato a trattare dei bambini con questi bisogni speciali e a erogare le cure palliative pediatriche. Significa che l'infermiere deve essere in grado di gestire le esigenze del bambino, ma di gestire anche le esigenze dei genitori, sì, che assolutamente sono dei soggetti assolutamente centrali. Ecco. Ogni reparto pediatrico di qualsiasi ospedale del mondo, anche questo non fa eccezione, ovviamente è molto colorato, vivace, Sì, ci sono sì. appunto dei disegni, perché poi l'importante è anche che il bambino qui si senta appunto come a casa. Fate Come a anche tante casa. attività, li fate anche giocare. Certo, li facciamo anche giocare. Abbiamo delle figure, mi diceva del personale, Sì. ecco. Oltre agli infermieri formati e dedicati, abbiamo anche del personale, diciamo, per delle attività. Significa la fisioterapista, la neuropsicomotricista, la musicoterapista, perché abbiamo visto che far suonare i bambini, farli giocare, la neuropsicomotricista che fa giocare, eccetera, tutte queste attività comunque aiutano il bambino, migliorano la sua qualità di vita, perché questo è l'obiettivo, migliorare la qualità di vita, migliorano anche la percezione dei genitori, nel senso che nel momento in cui vedono che il bambino si ride suonando o giocando, chiaramente anche il genitore è più sereno È stato raggiunto proprio quel ed è stato risultato raggiunto l'obiettivo, della la presa qualità di in vita. carico del bambino e della famiglia per una migliore qualità di vita. Grazie Questo. dottoressa Basile, grazie a tutto il suo team e buon lavoro a voi. Grazie. Il dottor Orazio D'Antoni dirige l'Hospice Adulti dell'ospedale Garibaldi Inesima qui a Catania. Una struttura a parte, un edificio a parte, pazienti molto speciali. Che cosa fate qui? Noi ricoveriamo i pazienti terminali, cioè quei pazienti per i quali purtroppo ogni cura non dà i risultati sperati. Ma per i quali si vuole una Ma qualità di vita. per i quali si dà la possibilità di vivere le ultime fasi della loro vita in maniera dignitosa, con un progetto che purtroppo non è di cura ma è di sostegno. Infatti le cure palliative sono delle cure di sostegno. E c'è un'equipe multidisciplinare che aiuta questi pazienti, ma non solo i pazienti, ma anche i parenti che sono vicini appunto a questi pazienti per i quali purtroppo non c'è più nulla da fare. Indubbiamente, così come per l'hospice pediatrico, possiamo dire che voi prendete in carico in qualche modo anche i familiari. Soprattutto prendiamo in carico con i familiari con un progetto multidisciplinare che prevede una psicologa, prevede una musicoterapista, una fisioterapista, la dietista, un'assistenza spirituale, prevede poi ovviamente le cure dei medici, degli infermieri professionali e degli OS. È un'equipe molto coesa che in queste ultime fasi della vita di questi pazienti è vicina, anzi è vicinissima. Diventano essi stessi famiglia, si può dire che questa è casa, diventa casa. Questa per esempio dove ci troviamo è la sala tisaneria, la sala riunioni. È la sala riunione dove i parenti dei pazienti possono vedersi, possono incontrarsi con i parenti, con altri pazienti, diventa anche un luogo di incontro e peraltro su questo siamo molto, devo dire, supportati dal volontariato. Il volontariato ci dà una mano enorme, grandissima, con dei progetti. Potete vedere ad esempio là questo progetto, la libreria del cuore, oppure Donano libri che i parenti dei pazienti o i pazienti stessi possono leggere, oppure abbiamo attivato un altro progetto di fare il venerdì la colazione insieme e quindi ho momenti anche musicali, come vedete con la musicoterapista che sarà che è molto vicina ai nostri pazienti, facendo ricordare, ecco,
dei momenti molto belli. Tutto quello che può vita. servire a passare del tempo in maniera serena, In maniera serena. distesa, insomma, perché questo poi è l'obiettivo. Quanto personale ha e quanti posti letto? Allora, abbiamo 12 posti letto, poi abbiamo 12 infermieri professionali, 10 OS, 4 medici, io ho 4 collaboratori, un'equipe, devo dire, molto variegata ma completa. Devo Ci vuole dire, una per formazione questo. particolare. Ci per vuole una lavorare qui. formazione particolare perché peraltro adesso esiste anche la scuola di specializzazione in cure palliative che è Ecco. appena partita, perché è giusto che ci sia una formazione. Noi abbiamo una certificazione da parte dell'assessorato regionale alla salute che abbiamo conseguito dopo anni appunto di lavoro e di frequenza in questo reparto di cure palliative e di hospice, che ribadisco è un hospice oncologico perché facciamo parte del Dipartimento di Oncologia del Garibaldi Inesima, dell'ANAS Garibaldi. Tante storie passano da queste stanze e alla fine si riesce comunque ad avere una sensazione di leggerezza, delle volte anche, no? Anche di distensione, appunto. Di distensione, tante storie importanti, tanti personaggi anche importanti che sono passati da noi, che hanno vissuto questi ultimi momenti della loro vita, dicevi bene, con grande serenità e ricambiando anche il nostro affetto e la nostra vicinanza che è quotidiana di ogni momento. Ci vuole grande umanità per... Ci vuole grande umanità, grande sostenere, per coraggio, lavorare. grande forza, perché una delle patologie di cui noi operatori medici e non solo medici, operatori sanitari andiamo incontro è quella del burnout, quindi dobbiamo stare molto attenti a non portare a casa. a non portare a casa, ma a volte capita con casi particolari, con situazioni che viviamo insieme appunto ai nostri ricoverati, di portarci Non riuscire a dimenticare. qualche volta a casa appunto Ecco. il caso umano che sì, questo a volte sì. purtroppo È rischioso per la vostra vita stessa, per la vostra salute in qualche modo No. psichica, però significa che lavorate bene, significa Lavoriamo, che siete di immersi. di questo ne siamo orgogliosi, che lavoriamo bene perché abbiamo avuto tantissimi ringraziamenti, anche, devo dire, siamo stati messi anche nelle condizioni da parte della direzione strategica dell'ospedale di avere quello che appunto serve non per noi ma per i nostri malati. Devo dire, a proposito del burnout, noi facciamo anche delle tecniche di rilassamento con le nostre psicologhe, abbiamo appunto dei corsi Anche voi siete ad hoc, coinvolti. certo, dei corsi ad hoc che ci aiutano tantissimo, ecco, in questo, perché è un lavoro estremamente difficile e ci vuole grande forza d'animo. Più che mai vi auguriamo buon lavoro, grazie per Grazie. quello che fate, grazie Grazie dottor a Dattoni. voi per la vostra visita, grazie. L'hospice adulto e l'hospice pediatrico sono una funzione fondamentale per la città di Catania e non soltanto, perché sono luoghi di accoglienza per malati particolarmente fragili, spesso terminali, mettono in piedi una sensibilità e una professionalità enorme dei nostri medici, parlo non soltanto dell'hospice adulti, ce ne sono davvero pochi in Sicilia, ma soprattutto di quello pediatrico ce ne sono pochissimi in tutto il sud. Questo consente a questa città e a questa azienda di poter avere un percorso anche per i pazienti oncologici completo, che va purtroppo anche fino alle cure terminali e fino alle cure palliative.